Dora cadde nel vuoto. Non fu una sorpresa. Vede, lui ignorò i miei avvertimenti, estese la sua attività sempre di più, creando sempre più problemi. Entrano, pensano di andare in un grande magazzino, che ne so. Lui fa dei segni come se mi sta comprando un cazzo di gelato. Vuoi che vado? Con il mio... No, resta qui, non fare niente. Facevano della droga il nemico numero uno. Storica di questo film, ho notato che c'erano molte fotografie fatte col flash elettronico, no? Per cui il flash elettronico è sempre collegato vicino all'obiettivo della macchina presa, quindi diciamo che è una luce molto frontale da davanti, no? E la gente vicina alla macchina viene illuminata. Man mano che ci si allontana dalla macchina da presa, la gente è sempre più buia fino a finire nell'oscurità. Io, come dire, reinterpretato questo tipo di luce, tipo di idea, e l'ho spostato in questo film che, se tu lo vedi, è spesso illuminato frontalmente, e che poi ha dei grandi vantaggi perché rende le signore molto più belle, più gradevoli, i vestiti molto più belli, eleganti. Insomma, mi sono divertito a fare qualcosa di diverso. Così nell'ultimo film che ho girato a Londra, che invece è una commedia con dei toni anche drammatici, ho pensato di affrontarlo con un film di epoca moderna. Questo Alton Heights è un film che si riferisce agli anni 50-56. Quest'ultimo film invece è un film moderno, recente, storia recente, e l'ho affrontato con un tema quasi di finto documentario. Robert De Niro, quindi l'attore che interpreta questo film in due parti, no? Cioè è un personaggio da una parte e un personaggio dall'altra. Com'è stato a dirigere, che lei lo conosceva o sapeva come poter fare con questo attore? Ma per quanto riguarda appunto il mio aspetto del lavoro, che poi è anche l'illuminazione, abbiamo fatto una serie di provini prima. Uno dei due personaggi, De Niro, porta una specie di prosthetics, non so come si dica giustamente in italiano, una specie di applicazione, sì, in modo che sembra che abbia le ganasce più pronunciate, no? E abbiamo fatto dei provini proprio illuminazione. Mi piace, se mi ricordo bene, illuminavo il De Niro che interpreta Frank Costello, che è una mafia moderna, il De Niro più smart, più intelligente, lo illuminavo in maniera più tradizionale, più normale, più frontale, mentre il De Niro che interpretava Vito Genovese, cercavo di illuminarlo un po' più dall'alto, in maniera un po' più drammatica, no? Per creare delle ombre più forti, insomma, per delle zone di buio, di ombra, di dramma. Prima detto durante la presentazione, è stato 55 milioni di dollari. Okay. E la domanda tua era, scusa? La domanda era del fatto: quali ci sono state le difficoltà all'interno di questo film? Ma sai, difficoltà vere e proprie non direi, nel senso che poi era un regista con cui avevo già lavorato, conoscevo bene anche lo scenografo, quindi ci conoscevamo bene, c'è stata una preparazione molto accurata. Poi certo abbiamo fatto per esempio 3 scene con degli attori seduti uno di fronte all'altro, con cui abbiamo usato delle macchine gestite dal computer, in modo che ripetessero sempre lo stesso movimento. Poi giravamo con una controfigura che era poi un attore scelto da De Niro stesso, in modo che giravamo dietro la testa di questo attore, che era una controfigura, verso invece il personaggio che interpretava De Niro. Questo era, mettiamo il martedì, il mercoledì giravamo l'altra parte della scena e invertivamo le parti. Il vero attore, il vero De Niro, era seduto qui dove sono io, e nella poltrona di fronte c'era una controfigura.
Lei ha parlato anche di questo film documentario su Melania, Sì. Melania Trump. Mhm. Cioè lei ha avuto hai avuto la possibilità di entrare alla Casa Bianca e stare diversi giorni per seguire un po' tutta la vita, giusto? No, il documentario era proprio sull'insediamento di Melania e ovviamente di suo marito Donald Trump alla Casa Bianca. Cioè abbiamo cominciato il documentario a Mar-a-Lago mentre si preparavano all'evento, poi siamo spostati a Washington, dove appunto loro sono stati in una casa che viene sempre abitata dai presidenti prima di diventare ufficialmente presidenti. Poi c'è stata la giornata dell'insediamento, è stata una giornata lunghissima dove c'era una troupe di 11-12 posizioni di macchina con 11-12 operatori. Io in effetti poi mi sono occupato del loro ritorno, ogni volta che tornavano alla Casa Bianca, là c'ero io con un paio di assistenti che li riprendevo quando tornavano per poi andare a una festa, incluso il ritorno finale che è avvenuto alle 2 di mattina e che loro alla fine di questa giornata sono tornati nel loro appartamento regale alla Casa Bianca e li ho aspettati lì filmando. Devo dire è stato molto interessante. Volevo chiederti, era la prima volta che entravi alla Casa Bianca? Eh beh sì, e poi è interessante anche vedere come si operava questa cosa qui perché tutto era organizzato e poi gestito dallo staff di Melania, ma soprattutto sotto il controllo della Secret Service, servizi segreti del Presidente. A Mar-a-Lago c'erano 160 agenti dei servizi segreti, così sul volo dell'Air Force One. Una cosa volevo chiederti, ritorni in Friuli a fare qualcosa in Friuli oppure hai lasciato stare il Friuli? Come tanti anni fa avevi fatto quel, film sulla carne. Sì, abbiamo fatto 2 film sulla carne, uno assieme alla Cineteca del Friuli, tra l'altro, che si chiamava Inchieste in Carnia, questo pare 7-8 anni fa. Ma non so, chi lo sa mai. Il vecchio film La carne tace è un film Sì, la carne tace che è rimasto quasi un film di culto. di cult. Sai, 40 anni fa, vedere com'era la carne 40 anni fa è sempre un aspetto interessante ancora oggi.